Mister, partita in bilico fino alla fine, però è un Verona che non ha rischiato quasi nulla. Sì, direi che non abbiamo rischiato niente, però è anche vero che finché sei sull'1-0 rischi sino all'ultimo istante. Abbiamo sbagliato troppe conclusioni dal primo all'ultimo minuto e questo ci porta a soffrire sino alla fine. Speriamo di essere più pratici in futuro. Sabato si torna in casa su un terreno sicuramente migliore per affrontare la Lazio, altra formazione che come il Venezia sta lottando per evitare i play-out. Sì, queste sono partite dure perché le squadre sono molto motivate, fortunatamente giochiamo in un campo dove si può giocare a calcio, speriamo di recuperare qualche giocatrice e soprattutto speriamo di tornare alla buona forma che avevamo prima di questo ciclo di partite. Martina, un gol da 3 punti il tuo? Sì, un gol importante che ci permette di conquistare 3 punti, potevamo farne altri però vabbè ci accontentiamo e quindi adesso andremo verso la conquista della Champions almeno per avere un obiettivo certo. Marina, sei stata un baluardo difensivo insuperabile in un campo dove era veramente difficile giocare. Sì, oggi sta molto caldo e anche il campo non sta molto bene per giocare. Quello naturale non si fa girare la palla bene e questo si fa una grande difficoltà per la nostra squadra perché teniamo sempre la palla a piedi, sempre baixa e questo, quando non teniamo questo teniamo molta difficoltà per giocare. Adesso c'è la Lazio, per fortuna si gioca in casa dove si può giocare a calcio. Sì, questa partita qui si succede per finale, 3 a 4 partite che teniamo a finale, è molto importante vincere perché teniamo un obiettivo e questo obiettivo è alcanzare la Champions League e tutte le partite che giochiamo è sempre una finale e Lazio anche se fa una partita molto difficile perché loro giocano molto bene e noi abbiamo bisogno di giocare di più buono.